Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Vittoria ha ritrovato il ragazzo rapito da un comando armato, sta bene ma è giallo sul movente, si è presentato in commissariato accompagnato da un amico in auto. Corruzione, blitz negli uffici dell'ASP di Palermo, arrestati in flagranza il dirigente Francesco Cerrito e il commercialista Mario Lupo. Maltempo in tutta la Sicilia, a Palermo cadono calcinacci dalla chiesa di Santa Ninfa e feriscono una turista, allagamenti e disagi. Antonello Montante torna libero dopo 2 settimane in carcere. La Cassazione ha accolto il ricorso sul ricalcolo della pena per la condanna definitiva per corruzione. Trapani, badante picchiava ed umiliava disabile tetraplegico, arrestata. Capitale della Cultura 2028, Catania scopre le carte e lancia la sua candidatura, presentato anche il logo. Calcio, il Palermo al Manuzzi contro il Cesena va in cerca di 3 punti per mantenere la vetta della classifica, fischio d'inizio alle 15. Serie C, Catania pronto alla seconda trasferta consecutiva, domani rossazzurri a Cerignola per tornare alla vittoria che manca da 3 turni. Bentrovati. In apertura il sequestro di Gaetano, un giovane minorenne sequestrato a Vittoria sotto torchio per ore. Il 17enne è stato sentito dagli inquirenti, il giovane è stato rintracciato in aperta campagna e vagava con aria sbarrita, ma poi si è presentato con un amico in commissariato. Gli investigatori sono al lavoro per far luce su tutta la vicenda e soprattutto per capire il movente. Tonino De Mano. Ha trascorso gran parte della notte in commissariato a Vittoria il 17enne figlio di un noto commerciante che gestisce un centro per il confezionamento e la vendita di prodotti ortofrutticoli, sequestrato giovedì davanti alla sua casa nel rione Forcone. Il ragazzo, studente del 4º anno del liceo scientifico Giuseppe Mazzini, è stato individuato mentre vagava in aperta campagna con aria smarrita. In serata, lo vedete dalle immagini, il giovane è arrivato in commissariato accompagnato da un amico. Gli investigatori hanno interrogato il giovane per ore per capire l'esatta dinamica del sequestro e dove sarebbe stato tenuto durante le ore della scomparsa. Gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato realmente di un rapimento. All'esterno del commissariato si è radunata l'immancabile folla di curiosi. Tutta la comunità di Vittoria comunque ha tirato un sospiro di sollievo. La notizia del sequestro aveva gettato nello sconforto l'intera comunità e per tutta la giornata di ieri si erano susseguiti gli appelli, su tutti quello del vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, che in un video si era rivolto direttamente ai rapitori. Il 17enne sarebbe stato preso da un gruppetto di persone incappucciate ed armate di pistole, lo hanno chiamato per nome e poi avrebbero detto agli amici presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. I banditi, prima di andare via, hanno sottratto il cellulare del 17enne e lo hanno lasciato a terra, probabilmente per non farsi tracciare. Circostanze che adesso sono al vaglio degli investigatori chiamati a far luce su una vicenda ancora tutta da chiarire. Un commercialista dell'associazione Samot che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria di Palermo sono stati arrestati alla squadra mobile mentre si scambiavano del denaro negli uffici dell'ASP. Sentiamo Maglio Viola. Corruzione in pratica sanitaria. Con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato il direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e Territoriali dell'ASP 6 di Palermo, Francesco Cerrito, e il commercialista Mario Lupo, rappresentante della Samot, associazione che gestisce le cure domiciliari per i malati terminali di tumore. L'arresto in flagranza è stato effettuato negli uffici dell'ASP di Palermo nel pomeriggio di venerdì ad opera di agenti della squadra mobile che tenevano sotto osservazione uno dei 2 indagati. L'operazione è scattata quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di quella che hanno ritenuto fosse una mazzetta. Sull'inchiesta verte il massimo riservo. A condurre l'indagine sarebbe la squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimo Brandini. Nell'inchiesta sembra siano coinvolte anche altre persone, forse 6. I dettagli non vengono resi noti anche per effetto delle nuove disposizioni di legge in base alle quali prima della formalizzazione delle contestazioni d'accusa gli indagati devono essere ascoltati dal pubblico ministero. I 2 fermati in flagranza di reato sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli, dove resteranno in attesa dell'interrogatorio da parte del PM e della successiva formulazione del capo d'accusa. Solo allora si potrà conoscere qualcosa in più dell'inchiesta, in attesa del successivo interrogatorio di garanzia da parte stavolta del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare gli arresti. In base alle poche notizie filtrate, Lupo stava consegnando una somma di denaro a Cerrito nel suo ufficio dell'ASP al momento del fermo.
Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese, con riprodotta l'immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano tanti auguri a te e insultano il primo cittadino. È il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso. La Polizia Postale ha già identificato l'uomo e gli altri partecipanti in questo video. Pioggia e allagamenti a Palermo, molte strade si sono riempite d'acqua, soprattutto nella zona del porto, da dove ci arrivano le immagini che stiamo vedendo. Notevoli disagi per automobilisti e centauri. Allagate anche molte strade di Mondello e Partanna. Calcinacci sono caduti in via Macheda, dove la pioggia abbondante ha provocato danni alla chiesa di Santa Ninfa. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all'ospedale policlinico dai sanitari del 118. Oggi è allerta gialla nel capoluogo siciliano. Accesso illegale alle pay TV, sgominata banda che diffondeva abbonamenti per un giro d'affari milionario. 8 le persone arrestate, le indagini della Procura di Catania e della Polizia Postale hanno fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Angelo Gagliano. Film, documentari, fiction a costi contenuti distribuivano illecitamente abbonamenti a piattaforme televisive a pagamento quali Sky, Mediaset, Amazon Prime, Netflix a un numero elevatissimo di utenti, 900.000 quelli accertati, per un giro d'affari milionario. 10 milioni al mese i profitti accertati, ma i danni per queste TV potrebbero superare i 30 milioni. 8 le persone arrestate e poste ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania coadiuvata dalla Polizia Postale. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi di pay TV e accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all'estero. L'associazione era organizzata in modo gerarchico, con ruoli ben distinti e definiti. I membri di questa associazione sono considerati, secondo le nostre investigazioni, i vertici del mercato illegale dello streaming in Italia, con danni economici per le note piattaforme televisive legali per svariati milioni di euro. L'operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Antonello Montante torna in libertà 2 settimane dalla carcerazione dell'ex leader di Confindustria Sicilia. Antonello Montante, la Cassazione ha accolto il ricorso straordinario avanzato all'avvocato disponendo la remissione in libertà. Montante, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione, si era costituito nella tarda serata del 9 settembre nel carcere di Bollate a Milano. La Procura Generale di Caltanissetta aveva messo in esecuzione la sentenza d'appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto alla Corte di Cassazione, che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio, limitatamente però al ricalcolo della condanna. L'avvocato aveva fatto ricorso e adesso Montante è stato scarcerato. A Trapani un disabile tetraplegico umiliato e picchiato alla sua badante che è stata arrestata. Luca Ciliberti. Schiaffi, pugni, secchiate d'acqua gelida addosso e sevizie di ogni tipo. E quando non faceva quello che gli chiedeva la badante, lei le sbatteva sotto il naso una maglietta intrisa della sua urina. Un incubo per un 37enne tetraplegico di Trapani che si è concluso solo dopo che la polizia ha arrestato la badante che avrebbe dovuto accudirlo. Dalle indagini della squadra mobile sarebbero emerse condotte vessatorie, morali e fisiche dell'uomo capace di intendere e di volere, ma incapace di comunicare. La donna è finita ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Le accuse sono pesantissime, maltrattamenti aggravati ai danni di una persona vulnerabile. L'indagine è partita ad agosto, quando qualcosa ha insospettito i familiari dell'uomo ed avrebbe svelato uno scenario che poi si è rivelato agghiacciante. Secondo gli inquirenti, la donna si accaniva sulla vittima perché non eseguiva le sue richieste. In realtà quell'uomo, spiegano gli investigatori, non poteva nemmeno muovere un dito, costretto a subire senza alcuna possibilità di ribellarsi le violenze della donna. È morto a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la SGS Thomson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader nel settore della microelettronica nel mondo. Grazie a lui, a Catania è nata l'Etna Valley. Sentiamo. Nel 2003 conquistò le pagine del New York Times, che lo definì un capo dinamico, capitano d'impresa e papà dell'Etna Valley. È morto Pasquale Pistorio, 89 anni, l'ingegnere visionario che nel 1987 ha trasformato la SGS Thomson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo.
Siciliano di Agira, laureata al Politecnico di Torino, nel 63 inizia la sua carriera professionale in Motorola, ma è con l'italo-francese STM che diventa fra i primi 5 produttori globali di microchip. Tra le sue prime mosse industriali spicca il rilancio dello stabilimento catanese del gruppo trasformato da impianto, che allora perdeva oltre il 112% del fatturato, nel secondo centro di produzione al mondo di ST Microelectronics, che allora sfornava silicio utilizzato nei processori dei computer. Centro capace di diventare soprattutto volano per il risveglio tecnologico della città e della provincia, l'Etna Valley appunto. Nel 2005 Pistorio lascia gli incarichi operativi in STM per andare in pensione, come diceva lui scherzando, diventando presidente onorario della società. In realtà Pistorio non andò mai in pensione perché restò sempre un faro per ST e per tutto il mondo degli industriali. L'ONU lo inserì nel ristretto gruppo di lavoro sul Digital Divide, ovvero la riduzione del divario tecnologico tra Occidente e il mondo più povero. Capitale della Cultura 2028. Catania lancia la sua candidatura. Ha presentato anche il logo. Il sindaco trantino dice è l'ora della rinascita, mentre il governatore Schifani promette la regione farà la sua parte. Tonino De Mano. Una candidatura forte, autorevole, proiettata al futuro ma senza perdere le radici del passato. Una candidatura di resilienza. Catania scopre le carte nel suo corposo dossier per Capitale della Cultura 2028. Lancia un segnale forte alla concorrenza. Nel logo l'Etna e le sue trasformazioni. 40 milioni di euro per 20 interventi mirati nel centro storico sono il trampolino di lancio verso l'ambizioso traguardo. Io banalmente credo che molto più delle mie parole valga il mio sguardo estasiato, entusiasta. Spero anche contagi un poco questo desiderio che abbiamo di aggiudicarci questa designazione per il valore importante che sa, perché non significa Capitale della Cultura primeggiare per un anno, significa lanciare un percorso che in qualche modo sia anche l'inizio di una reazione, di un riscatto, di un rinascimento della città. In questa affascinante sfida lanciata alla Biblioteca Riunita Civica e Orsino Recupero ci sarà il supporto della Regione Siciliana. Un sostegno affettivo, un sostegno convinto, personale anche nei confronti del sindaco ma di tutti i catanesi. Catania merita di vedersi aggiudicata questa possibilità di Capitale della Cultura a tutti i numeri. È un progetto vincente. Ci credo fortemente, a questo si aggiunge l'impegno del governo a non lasciare sola Catania in questo sostegno, quindi il governo farà la propria parte. Poco prima dell'incontro con la stampa, l'omaggio di Trantino al governatore Schifani, che si è intrattenuto ad osservare ed apprezzare la Bibbia di Pietro Cavallini, considerato uno dei più importanti capolavori della miniatura del primo Trecento. Non è ancora definitiva, eppure fa discutere da tempo. La nuova rete ospedaliera del governo Schifani scatena cortei e polemiche in mezza Sicilia, da Gela a Bronte, da Corleone a Noto. Sono migliaia i cittadini e i sindaci che chiedono risposte sul futuro della sanità in Sicilia. Gerry Italia. La protesta è partita da Gela, con cittadini, associazioni e studenti in piazza contro i tagli all'ospedale Vittorio Emanuele. In prima fila anche il sindaco Trenziano Di Stefano con la giunta e buona parte del consiglio comunale. Da qui in poche ore la mobilitazione si è allargata a tutto il centro e sud dell'isola. Mezza Sicilia, dal palermitano al nisseno, insorge contro la nuova rete ospedaliera. A Corleone il timore è che le aree interne vengano abbandonate con ospedali ridotti a semplici strutture di lungodegenza. A Nicosia si denuncia il dimezzamento dei posti in ortopedia, nonostante il reparto serva l'intero comprensorio con centinaia di interventi l'anno. A Noto invece il pronto soccorso funziona soltanto 12 ore al giorno e la richiesta di estenderlo a 24 è rimasta senza risposta. Non si tratta di casi isolati, ma di un malcontento che attraversa territori e schieramenti politici. Anche tra i partiti di governo crescono le fratture. Fratelli d'Italia ha già portato le proprie osservazioni direttamente al Ministero della Salute. L'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni prova a smorzare le tensioni e rivendica di aver incontrato tutti i sindaci, ma il sentimento comune in tutta l'isola resta lo stesso, la convinzione che le voci dei territori non siano state ascoltate. Intanto le piazze continuano a riempirsi e il messaggio è chiaro: la salute non è un costo da tagliare, ma un diritto da difendere. Adesso una breve pausa, a tra poco.